Voltiamo pagina, vi proponiamo ora la storia di un uomo affetto da una malattia degenerativa che chiede di poter morire. Lo ha fatto con una lettera al Presidente della Repubblica e così il tema delicato dopo il suicidio del regista Monicelli torna a far discutere. Con la distrofia Landosi di Jean convive da quando ha 13 anni. Ora che ne ha 54, Annibale Fasan, artista in pensione di Casier nel Trevigiano, scrive al Presidente della Repubblica Napolitano per chiedere la dolce morte. Io non credo nel suicidio e non mi credo personalmente un suicida. Non mi conosco come un suicida. Mi conosco come una persona vitale, però ci sono delle condizioni tali in cui la ragione e quindi la conoscenza di sé anche compresa prevedono una soluzione definitiva. È stanco di lottare con il suo corpo che perde vigore, capacità, funzioni, autonomia ogni giorno di più, ma anche con gli enti locali e le istituzioni che a suo dire non danno risposte concrete ai suoi bisogni. Se avesse avuto l'aiuto che aveva chiesto, sarebbe arrivato a questo punto? Io credo che sarei arrivato a questo punto molto ma molto più tardi. Per il semplice fatto, e lo ripeto, che questa è una patologia progressiva, quindi prima o poi le cose si sarebbero risolte in mio sfavore. Dice di non riuscire più a pagare le tante spese con i 737 assegno di accompagnamento. L'amministrazione ha fatto quanto doveva? Non le rispondo su questo, più diremo a chi di dovere, ma io sono assolutamente serena.